L'hanno minacciato di consegnarle la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Che si picchino, ormai è diventata routine, una cosa che fa fighi, se possiamo dir così, ma che cioè, non ti porta a niente. Mi tolgono come la voglia di uscire perché non mi sento appunto sicura. Le voci dei ragazzi davanti alle scuole, alla fermata del bus, in stazione. Aver assistito a essere stati vittima dei bulli è un refrain ed è uno dei timori principali dei ragazzi. Non devono quindi stupire, anche se sconcertano i dati del sondaggio realizzato dalla UIL del Veneto e resi noti in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. 17.000 le persone alle quali è stato chiesto quale fosse il problema che sentivano maggiormente. Il sindacato pensava al lavoro, alla scuola, all'incertezza del futuro. Invece no, per molti, soprattutto ragazzi, la preoccupazione principale è la sicurezza legata ad episodi di bullismo, come ammesso da oltre il 35% dei giovani trevigiani. Numeri da paura. Quando abbiamo parlato con loro, vivono una situazione in loro drammatica. Questo si accentua di più nelle città di Treviso e di Verona. Questi ragazzi ci raccontano che dicono che non riescono a prendere l'autobus e non danno i soldi alle persone, ragazzi che se non pagano la pizzetta le cose gli vengono bullizzati e bullizzati nella maniera più brutta. Situazioni pesanti quelle raccolte dalla UIL, che sta preparando un evento per affrontare il problema. È preoccupante il fatto che spesso i giovani, vittime dei bulli, non trovano il coraggio di raccontare in famiglia o a scuola quanto subito. Molti di loro ci hanno raccontato che dicono ai genitori che non gli piace la scuola che fanno e cambiano scuola, ma non è la verità. La verità è che quella scuola gli sarebbe piaciuta, sarebbe stato il loro sogno. Invece, con la scusa del bullismo, col problema del bullismo, dicono che vogliono cambiare scuola. O ragazzi che non escono di casa perché hanno paura che in giro succeda qualcosa.